Allora, eccoci in studio, abbiamo il messaggio che era arrivato, commentiamo un attimo. Sì, allora si parlava di fatica e sangue, allora lasciamo stare sangue, è meglio evitarlo, è meglio ce n'è già evitare abbastanza in giro che ne è stato circola. versato in giro e se ne sta versando purtroppo ancora tanto. Devo dire che da questo punto di vista io guardo con una certa soddisfazione ad alcuni movimenti che stanno nascendo tra i giovani. Noi vediamo insomma che c'è questo movimento che guarda in particolare molto sensibile all'ambiente, ma alla pace, ma ad altre questioni sociali, quindi non è vero che i giovani oggi non guardano, non sono sensibili ai problemi del Paese. Credo che li stanno affrontando magari in maniera diversa da come li ha affrontati la nostra generazione, però ecco, io vedo che c'è un risveglio da questo punto di vista di movimenti giovanili che stanno ponendo delle questioni al nostro Paese, quindi da questo punto di vista sono fiducioso, insomma c'è una ripresa di queste problematiche, di questa attenzione da parte dei giovani. Poi è vero, oggi il Paese non offre molte prospettive ai nostri giovani, precarietà, sotto salari sottopagati, quindi ci sono grossi problemi che noi dovremmo guardare con attenzione per dare delle maggiori prospettive ai giovani. Su questo non c'è dubbio, sono il nostro futuro, siamo il presente, loro sono il nostro futuro e quindi è giusto che loro riprendano in mano una serie di tematiche proprio per ridare prospettive a questo Paese che oggi è molto chiuso su se stesso. Vediamo la politica, insomma, sì, molto tesa al suo interno, ma che non guarda le prospettive del Paese. Mi piace tornare un attimo sulle pensioni. Ci sono alcune anomalie e incongruenze che ci sono state. Cioè due questioni. La prima, è stato fatto un allarmismo che non ha nulla di veritiero e quindi ne approfitto per tranquillizzare le persone interessate, che riguardano le pensioni cosiddette di reversibilità, quelle ai superstiti, e le pensioni di invalidità. C'è stato un articolo sul giornale quotidiano, un giornale appunto, che riportava a fine dicembre, il 28 mi sembra, dicembre, riportava un articolo che diceva che sono state tagliate le pensioni di reversibilità e di invalidità. Ecco, non corrisponde affatto al vero, nel senso che non c'è stata nessuna modifica che riguarda queste pensioni. Le pensioni continuano con le normative che ci sono in vigore ancora dal 1995. L'unica modifica che c'è riguarda i trattamenti minimi, cioè con la rivalutazione delle pensioni sono stati rivalutati i minimi, tratto di 4 euro, e quindi tutto si riadegua a questi 4 euro. Ecco, ma ci fermiamo a questo, non c'è nessuna modifica che riguarda le pensioni di reversibilità o le pensioni di invalidità. L'altra questione invece, abbiamo riscontrato un'anomalia su alcune pensioni, nel senso che nella rivalutazione l'INPS non ha tenuto conto nel lordo del bonus Poletti, chi lo ha avuto sa di cosa parliamo, e quindi si sono trovati con gennaio la pensione decurtata dai 50 ai 100 euro a seconda della propria pensione e con una richiesta di arretrati. Ecco, la cosa è stata fatta notare all'INPS, che l'ha riscontrata a sua volta, ha ammesso l'errore, quindi con febbraio e marzo si è impegnata d'ufficio a sistemare questa anomalia. Ecco, quindi chi oggi si trova con questa decurtazione sulla pensione aspetti febbraio e marzo, dopodiché se la cosa persiste allora venga nei nostri uffici che cerchiamo di capire cosa è successo. Perfetto, leggiamo anche il messaggio che è arrivato dopo della parola, anche un po' per tirare le somme al collega metropolitano. In Francia, riforma della scuola, bruciano cassonetti e rivolta, aumentano il prezzo del carburante, bruciano le periferie e c'è rivolta. In Italia alziamo bandierine e regaliamo sardine che sono e saranno inglobati in un partito.
Però insomma vabbè, di fatto sommariamente un po' è così, da noi è molto più soft la questione. Aumentano arbitrariamente, tipo adesso la benzina, non devono neanche farlo e nessuno dice niente, passa è una roba impressionante, noi siamo il paese dei tranquilli. Sì. Prego Carré. Tanto per parlare di aumenti, la Regione Veneto ha aumentato le tariffe autostradali, l'unica assieme alla Lombardia, e anche qui proteste, ma comunque purtroppo siamo, sì è vero, però va detto che le mobilitazioni, le iniziative, e io credo che a breve per quanto riguarda il sindacato pensionati sicuramente ne faremo altre, ma non solo il 16 di dicembre, ma poi noi abbiamo fatto il presidio del Parlamento per una decina di giorni mentre era in discussione la legge di bilancio, abbiamo fatto il presidio alle prefetture il 20-22 di dicembre in tutta Italia, cioè, quindi è vero, noi abbiamo una modalità di iniziativa, fra l'altro quando parliamo di pensionati non abbiamo grandissimi strumenti di intervenire con gli scioperi, con le iniziative, e siamo comunque contro a ogni iniziativa di violenza. Ho visto cassonetti bruciati o cose di questo genere, ma sicuramente siamo perché l'iniziativa, la mobilitazione consenta di avere dei sbocchi. Naturalmente questo lo deve capire anche il governo, che se la mobilitazione è seria, con delle richieste ragionevoli come noi facciamo, non ottiene dei risultati, il rischio è proprio quello che poi si vada a un degrado dei rapporti sociali e a una situazione che poi è difficile da recuperare. Quindi la nostra iniziativa, noi insistiamo su queste questioni, come abbiamo detto prima, che riguardano sicuramente i pensionati, ma riguardano anche l'insieme del sistema, le questioni che riguardano la non autosufficienza eccetera. Intendiamo che chi governa e chi ha il dovere di prendere delle decisioni, prenda delle decisioni che tengano conto complessivamente di questa situazione, e le risorse vanno trovate, e nel nostro Paese ci sono, non l'abbiamo detto noi, l'ha detto l'Istat, ci sono 110 miliardi di euro di evasione fiscale, e io credo che lì almeno una parte di quelle risorse vanno recuperate per realizzare la condizione di intervenire sui temi sociali del nostro Paese, e anche per abbassare le tasse, perché pagando di più si pagherà sicuramente meno, e questo è un fatto assolutamente positivo che consente poi di migliorare i servizi per tutti. Grazie mille, siamo arrivati al termine. Allora, grazie Giuseppe Di Girolamo, grazie Pier Giorgio Carrer per quanto riguarda l'area metropolitana di Venezia, grazie a voi come sempre di averci seguito, fate controllare le vostre pensioni, fatele verificare, si scoprono sempre che ci sono degli, tra virgolette, ammanchi per diritti inespressi, cioè cose che non vengono richieste, che dovrebbero essere richieste per averle, parla sempre di soldi, quindi fatevele controllare. Detto questo, noi ci rivediamo prestissimo, buon proseguimento. Grazie, arrivederci.